Legge e Fornero, disoccupazione, ripresa economica. La commemorazione organizzata sul Piave a Macerata dalla CGIL, 48 ore prima della fine della pace, il segretario generale del sindacato Susanna Camusso critica le previsioni ottimistiche del presidente della BCE Mario Draghi. La disoccupazione giovanile resta alle stelle, attacca. Viene dato per scontato, perché appunto i dati vengono giustamente raccontati così, viene dato per scontato che il fatto che non ci sia un'ulteriore crescita della disoccupazione può portare con sé come dato costante la disoccupazione esistente. Vuol dire che noi ci rassegniamo al fatto che il 25% di produzione persa di questo paese è persa per sempre. Questo vuol dire che il nostro paese sconta l'idea che i giovani continuino ad emigrare. Per poter dire davvero che cambia la stagione e che si è ottimisti bisognerebbe cominciare a vedere quei numeri ridursi davvero, perché altrimenti è la constatazione di un paese che rimane economicamente molto fragile, più fragile di prima della crisi e con poche possibilità di essere un paese in sviluppo e competitivo rispetto al resto d'Europa. 48 ore appena 100 anni fa separavano l'Italia dallo scoppio di un conflitto che cambiò totalmente il paese anche dal punto di vista del lavoro. Da qui l'iniziativa voluta dalla CGIL a Salettuol. Ci insegna innanzitutto che bisognerebbe costruire la pace, perché la guerra, oltre a essere la grande difficoltà di coloro che la combatterono, cambia le condizioni economiche del paese, è una stagione di straordinaria povertà. Il valore della memoria, il valore di ricordare la tragedia della guerra per riuscire a mantenere il patrimonio della pace. Questo è il significato dell'iniziativa di oggi, partendo tra l'altro dal punto di vista di chi quella tragedia l'ha vissuta sulla propria pelle, cioè il popolo, cioè i lavoratori, cioè i contadini che in guerra ci sono andati. Questo è stato il senso dell'iniziativa, avvalorata chiaramente dalla presenza del segretario generale Susanna Camusso.